Bene, eccoci insieme anche oggi. Abbiamo il piacere di avere in studio Michele Varotto, che è il presidente di Confartigianato Trasporti di Padova. Fra i promotori di un'importante iniziativa che si tiene sabato 11 maggio a Treviso presso l'auditorium della Fondazione Cassamarca, quando saranno presentate all'opinione pubblica e alla classe politica nello specifico le risultanze di un lavoro durato un anno in cui per tavoli tematici gli autotrasportatori di Confartigianato Veneto hanno analizzato la situazione del settore per arrivare a fare proposte e anche richieste. Possiamo suddividere in chiediamo più e chiediamo meno, e di questo parliamo in questa puntata. Prima però di arrivare alle richieste, alcuni dati. Nel Veneto sono 13.737, di cui 6.341 imprenditori, 7.396 dipendenti, gli operatori del settore dell'autotrasporto, solo nell'artigianato. Gestiscono 20.000 mezzi che messi in fila farebbero una colonna di 272 km, tanti da coprire la distanza fra Mestre e il centro di Milano. È un asset, un settore produttivo però in forte tensione. Sono sparite 1.251 aziende, hanno chiuso 1.251 aziende in soli 5 anni, dal 2013 al 2018, con un calo superiore al 16%. Solo nel 2018 le aziende sono calate del 4%, cioè 262. La cosa curiosa però è che a fronte di un calo delle aziende aumenta l'occupazione nel settore, che è cresciuta del 21,2% dal 2013 ad oggi, con un più 1.300 posti di lavoro. Allora, avete studiato il settore per un anno, com'è questa singolarità? Allora, diciamo che abbiamo studiato il settore in varie aree tematiche, quindi sono stati fatti dei tavoli di lavoro da 80 imprenditori veneti che un anno fa li abbiamo riuniti, i nostri imprenditori trasportatori, eravamo a Mestre e abbiamo fatto 5 tavoli di lavoro: infrastrutture, sicurezza, tributario, fiscale e intermodalità. Veri e propri stati generali. Sì, stati generali, quindi li abbiamo divisi fra i vari tavoli, abbiamo messo dei tutor e abbiamo cercato di capire i problemi, le soluzioni e le idee. Da quelli abbiamo fatto una relazione, abbiamo chiuso tutto il pacchetto e poi abbiamo presentato un libretto, una serie di informazioni o idee o nuove leggi da presentare alla politica. Questo è il sunto di quello che abbiamo fatto, perché è un settore che storicamente soffre un po' la crisi dell'Italia per un motivo di infrastrutture, di costi, di personale, tutto quello che va dietro al, diciamo, il sistema Italia, che soffre immediatamente, perché siamo sempre davanti in front office a quello che succede, alle consegne, ai ritiri, dentro le aziende, fuori dalle aziende, nelle strade, quindi nei controlli. E il problema dell'Italia lo subiscono immediatamente. Voi fra l'altro dite che in questo momento state subendo un pochino di più del resto del paese, però torno un attimo alla domanda iniziale, certo, perché sì, è curioso questo trend del vostro settore. Cosa significa? Che si stanno consolidando le aziende? Sì, ci sono due fattori. Uno, teniamo conto che dal 2013-2017 c'è un aumento di personale, ma veniamo da una crisi dal 2008 al 2011, dove c'è stato anche molte aziende che hanno lasciato a casa il personale, poi nella ripresa sono state riassunte il personale o rientrato nel sistema. Però avevamo il nostro mondo artigiano anche molto monoveicolare e in questo periodo di crisi sono state le maggiori attività che hanno chiuso, che sono andati in pensione e che non si è rigenerato, e anche in questo momento è il settore nostro artigiano che soffre di più il monoveicolare per il problema dei costi. Il monoveicolare o dei cosiddetti padroncini? Padroncini cioè stanno sparendo i padroncini, stanno consolidandosi delle aziende strutturate. Medie strutturate, comunque sempre piccole aziende, perché l'azienda di trasporto italiana comunque ha una media di 4-5 dipendenti, quindi è sempre una realtà artigiana. Dicevo prima, in questo momento state anche denunciando di soffrire particolarmente la congiuntura del paese. Infatti leggo, tra le altre cose, dite anche, ricordiamo che una sola settimana di paralisi dell'autotrasporto in Brasile lo scorso anno ha portato quasi alla fame la popolazione e causato una riduzione di entrate fiscali stimata in $1 miliardo. Questo per dire che siete insomma uno degli assi importanti dell'economia italiana. Siamo in strada 9 ore al giorno, con soste obbligate, con il cronotachigrafo che ci controlla ogni respiro, automobilisti che ci insultano. Tutto per una manciata di euro mangiati da tasse che risalgono addirittura alla guerra d'Etiopia.
Negli ultimi mesi, a tal proposito, abbiamo visto aumentare il prezzo del gasolio del 20%, facendo saltare tutti i bilanci e mettendo in grave crisi il settore. Insomma, questo problema è importante. Fuori onda, diciamo, non c'è un fermo dell'autotrasporto all'orizzonte, però c'è un malessere molto diffuso e soprattutto sulla piccola realtà, perché non riesce a ribaltare questi aumenti dei costi verso la committenza, perché la committenza diciamo, è molto in mano a poche aziende o una globalizzazione molto ampia, e prima che arrivino a capire il problema dei costi ci mette anche un anno, quindi l'azienda non riesce a fare i bilanci e chiudi. Quindi in questo momento il 20% in più del gasolio lo state assorbendo voi? Lo stiamo assorbendo noi, ma magari qualche piccolo aumento o qualcosa si riesce, ma comunque lo stiamo assorbendo noi. E anche vedo in futuro che, visto tra la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, il gasolio non è che possa calare immediatamente per riuscire a sopperire, e questo sta mettendo in crisi molto anche monoveicolari o piccole aziende artigiane che ci chiamano ogni giorno, che hanno un dissenso molto forte, tanti mi dicono Presidente, adesso diciamo Presidente, certo. Io prima di chiudere do l'ultimo colpo, devono capire perché chiudo, e questo ci destabilizza, certo. Perché stiamo... vi responsabilizza. Esatto, e noi siamo anche responsabili verso loro, perché hanno una dignità di lavoro e tutto quello che ci viene dietro. Arriviamo adesso alle richieste, all'analisi e alle richieste. Però a proposito ancora dei costi, a memoria, in altre puntate di approfondimenti, abbiamo parlato anche della concorrenza straniera. Il fatto che sia aumentato il gasolio è un'ulteriore mazzata per voi? Ormai, posso dire, la concorrenza straniera è andata, perché ci sono. A livello europeo è passato il pacchetto mobilità, sono rientrate le nuove regole sul cabotaggio, sull'entrata dei stranieri, su tutto quello che il dumping che succede in Italia o negli altri paesi. E questo dumping purtroppo c'è e non riusciamo a fare fronte. O noi abbassiamo i nostri costi. Ecco, perché voi siete più cari di paradossalmente, il costo di un autotrasportatore italiano è maggiore di uno straniero. Esatto, il costo del trasportatore viaggia su due costi principali che dà il 50%, costo gasolio e costo personale. Questi sono due costi altissimi, dove lo straniero, soprattutto quello dell'est, negli ultimi 5 anni è venuto a lavorare in Italia con le regole europee e non le ha rispettate, e noi abbiamo dovuto, come sempre ripetendo la stessa cosa, stare sul mercato con una concorrenza straniera in casa. Chiaro. Arriviamo alle proposte che fate sabato. Allora, più sicurezza nelle infrastrutture, più infrastrutture adeguate alle esigenze di domani, più aree di sosta, questa è una atavica questione, specifica per i mezzi pesanti, più manutenzione delle strade e dei ponti, più garanzia sulla esigibilità dei crediti, più rispetto delle regole, più controllo sul cabotaggio selvaggio, più rispetto dei tempi di guida, di interruzione e di riposo, più deroghe nazionali ai tempi di guida e di riposo, ma anche meno trasporto abusivo, meno burocrazia, meno divieti e meno divieti di transito locali. Ora, lette così, come si può dire, a scottadito, non sono cose che dovevano già esistere. Queste cose dovevano già esistere, però... Non c'è niente, allora, noi diciamo, abbiamo accettato tutte le regole italiane e europee sulla sicurezza. Noi le abbiamo rispettate, le stiamo rispettando, la sicurezza è aumentata, gli incidenti sono diminuiti, i morti sono diminuiti, però i costi di questa sicurezza noi se li siamo assorbiti e nessuno ce li ha pagati. Sulle infrastrutture, le paghiamo molto care, autostrade, pedemontana, tutto quello che viene fatto adesso sulle strade bisogna pagarle e noi le paghiamo. Quando usciamo da queste direttrici che noi paghiamo, per noi diventa un incubo, perché non ci sono svincoli sui paesi, ci sono divieti di transito, non si può di notte, non si può di giorno, e quindi per noi è un costo. Dobbiamo rispettare delle regole dei tempi orari di guida, quando finiscono non sappiamo dove fermarci, dove ci fermiamo creiamo problema al sistema, e questi sono costi che assorbiamo noi come azienda. Prima letta in velocità, forse uno può avere un po' di confusione. Voi chiedete più rispetto dei tempi di guida, ma contestualmente anche più deroghe? Com'è? No. Ecco, spieghiamolo. Allora, i tempi di guida è una norma europea che noi comunque l'abbiamo assorbita e le stiamo rispettando, però dobbiamo avere una flessibilità sui tempi di guida, perché non può essere che sbagliamo di 10 minuti, 15 minuti
e ci venga sanzionato dai 300, 500 e anche 800 euro il ritiro del mezzo, perché se ci troviamo in mezzo a un'autostrada, ci troviamo a un quarto d'ora o mezz'ora da rientro dalla sede, noi dobbiamo riuscire a rientrare, perché abbiamo colleghi che partono con la macchina, per 20 minuti vanno a prendere l'autista che venga a casa, il titolare prende il cambio per portarlo a casa, cose di 20 minuti, mezz'ora. Quindi vogliamo una flessibilità e diventa anche una sicurezza, perché fermare un camion a 20 minuti da casa, in mezzo alla strada, o suonare il sosta e portarla in sicurezza in azienda, credo che vada bene a tutti. Se l'autista invece di dormire 11 ore in camion si dorme 10 ore a casa, diventa più riposato e va meglio per tutti quanti. Questo è il punto. Grazie a Michele Varotto, che è il presidente di Confartigianato Trasporti di Padova. Fra i promotori di questo importante appuntamento di sabato 11 maggio all'Auditorium Fondazione Cassamarca di Treviso, la voce dell'autotrasporto veneto, la conclusione di un lavoro durato un anno di analisi e proposte del settore. Mi permetto solo di dire, conoscendoli, se devo dire ormai da tempo, che insomma, veramente è una categoria che va ascoltata, perché in tempi non sospetti, ricordo che mi aveva sorpreso che proprio voi proponevate di togliere i camion dalle strade, caricarli sui treni per diminuire l'inquinamento, diminuire i rischi. Ma ci vogliono i treni? Non è successo niente. Ma ci vogliono i treni? No, certo, ma voglio dire, in qualche maniera sembrava un po' strano che fossero proprio gli autotrasportatori a proporre questo. Questo lo dico per capire l'apertura e l'onestà intellettuale con cui affrontate i problemi del settore. Vanno ascoltati, perché francamente vedere i camion nelle zone di sosta lungo le autostrade passare il sabato e la domenica fermi lì è veramente, devo dire, una cosa da terzo mondo. C'è bisogno di aree attrezzate dove anche gli autotrasportatori possano in qualche maniera godere del riposo. Una dignità giustamente, e godere del riposo che è previsto peraltro per legge. Grazie e buon lavoro. L'appuntamento è sabato, per chi è interessato naturalmente a Treviso. Ci si vede.